Una donna su 3 in Italia ha subito violenza nel corso della propria vita. A Padova nel 2018 fino ad agosto abbiamo accolto 750 donne. Il fenomeno della violenza contro le donne è un fenomeno sommerso. Pochissime donne chiedono aiuto, per questo è importante da parte di tutte le agenzie riconoscere le richieste di aiuto ed attivarsi in rete nel territorio. I percorsi di fuoriuscita dalla violenza sono spesso tortuosi, molto lunghi. Ogni percorso è diverso a seconda dei desideri e delle volontà della donna. Facciamo questo convegno il 6 novembre all'Università di Padova come Centro Diritti Umani, come Centro Veneto Progetti Donna, Cooperativa Iside e Belluno Donna, per parlare in chiave operativa del rapporto e del lavoro multiagenzia che intercorre tra i centri antiviolenza, i servizi sociali e il sistema sanitario relativamente alla presa in carico e alla protezione della donna vittima di violenza. Parliamo di questo specifico aspetto del lavoro multiagenzia e ne parliamo in chiave diritti umani perché alla luce del piano nazionale pensiamo che sia importante riflettere su come migliorare e implementare in maniera corretta i contenuti di questo documento. È importante partecipare prevalentemente per gli operatori del settore per avere un'ottica più professionale e capire anche come a livello nazionale ci si stia muovendo su questa tematica. Perciò una lettura olistica di un lavoro, quello sulla violenza contro le donne, che può perfezionarsi, migliorarsi ed essere realmente efficace solo se portato avanti in chiave sinergica, olistica, multidimensionale e perciò con una prospettiva di lavoro multiagenzia.